messaggio si può lanciare a questi ragazzi attraverso questo progetto? Ma di raccogliere la responsabilità che in qualche modo hanno avuto tutte le marinerie del Veneto nella gestione ambientale da una parte, nella produzione delle specie ittiche sapendo esattamente la stagionalità e farne un elemento di preziosità, perché nel momento in cui ci apprestiamo a governare un territorio come quello acqueo che produce ma è anche molto in crisi, ci deve essere una grande formazione, una grande professionalità, una visione strategica che consenta la sostenibilità anche nella gestione ittica. Nel Veneto del turismo questi sono ambasciatori veri. Questo è uno degli elementi importanti, perché economicamente il turismo è una voce importantissima. Come dico sempre, la Regione Veneto fa oltre 65 milioni di presenze all'anno. Il terzo motivo per cui si sceglie il Veneto è l'enogastronomia, quindi questi diventano i veri ambasciatori rispetto a tutti i cittadini del mondo che vengono a Venezia e che vengono in Veneto per conoscere non solamente le nostre specie ittiche ma anche il nostro ambiente, il nostro paesaggio, che deve essere di primo livello.